Oh, si va entrare in questa puntata di oggi, in questa puntata di In Re di oggi. Io cercavo un canto in re di 20 anni, ha registrato 20 anni a oggi con Evio, Salvatore Angelo Salis, con Cinzia Boi, dunque si è concordato una coppia uomini e femmina per cantare su canto in re, con Graziano Caddeo, con Susono, sa fisarmonica, e Nino Manca, che non viene più giovane, 20 anni a oggi, che ha suonato la chitarra. Questo poi si salutai, poi si torna grazie, sai che io pure sei con noi, questa puntata questa de 10 se us arribaus. E si sessi che io, in questa puntata che ho fatto prima dei gusta, con questa puntata state noi siamo suntraus in questa seconda parte dessa gara di canto a chitarra, poi questa trasmissione d'usciesi in re circa da desicontai si storia del suo canto e dei cantatori a chitarra, e sa cita passata e ho cominciato a passai ai canto classico. Però prima di entrare in questa modalità, di entrare in maniera funguta a cercare di comprendere meglio su quali funti questo canto classico e itta funti questo canto classico di Sagara, mi da piace a salutare e benio a due amici, anzi uno ben tornao, poi Marco Manca ormai è tornao e fa parte delle organizzazioni con si scheda tecnica del suo professore Marco Luzzo e sarà aiutato me da Marco Manca a cantare il canto. E benio, sapevo borta, visto che in 10 puntate non è ottenito la possibilità di in noi come ospite, come amico, Pietro Nieddu, de Sassari, ma a noi sapere con sua mamma e babbo Tiesi e Borutta di questo logo. Dunque sa benio a Pietro Nieddu. E usa questionare, grazie al fatto che c'è Pietro Nieddu, e usa questionare pure meda mi pare noi dessa tecnica che si usa da a dito, a pinna, a plettro, e Dio sa fare sempre con i nostri amici, gli esperti di questo mondo, di questo canto. Salvatore Carboni, saluti a tutti. Saluti a voi. E Nino Manca, grazie torna Nino Manca. Poi io un canto disi c'è Daniele Giallara con Nino, a volte sa contore, a volte sa non c'è, dunque sa, però tutti su stresi che si aiutano a me a comprendere questo mondo del suo canto. E a Punau, Tore, che sta gira passata io cominciavo con su Miellà, e se ho un trauso in questa puntata di noi in iscanto classico. La prima cosa che mi ha da piacere di domandare, questa differenza, proprio commenti zerriante iscanto, su canto tradizionale e su canto classico, ma i tollinai a cantare canto classico, noi tradizionali su classico pure? Sì, infatti è il gasi, non possiamo pensare a una contrapposizione tradizionale e contracclassico. Sos classici sono una parte della tradizione. Sì, andiamo a baidare quasi sono più tradizionali di sos altri cantos. Sa definizione di classico, andare a verità, sa motivazione precisa, perché il naschida non riesco manco deo. Però possiamo immaginare ragionevolmente che, a parte l'uso che si va che dessa la classico in sa musica occidentale in genere, in sa letteratura, Calvino Naraia, da che uno classico è una cosa che non ha finito mai di narrare su chi deve narrare, ma questo è un riferimento alla profondità del suo contenuto. Invece noi siamo in un ambito più estetico e quindi penso che la spiegazione più semplice sia da chi su un classico canto che tiene una linea melodica bene abbastanza definita, pago variabile rispetto a questo che sono stati cantos più malleabili, in si può essere più creativo come su resa, non resa e attero, ma soprattutto re non resa. Quindi penso che il classico sia inteso in questo senso, è un canto codificato, che ha tentato qualche modifica pure storicamente, però deve essere questo, pena la mancata riconoscibilità del suo canto, che è l'errore più umano che si può fare che quando si va dalla tradizione. Certo. Ti mette fuori argomento completamente, sì, proprio dessa tradizione. Ma da narrare una cosa, che lo canto classico proprio che sono casi più vincolato in sa linea melodica e esecuzione, poi quando uno l'intende e comprende in mezzo su che narrare, quasi però paradossalmente
pedine a suo cantatore uno sforzo di creatività maggiore per lo personalizzare, per non essere sempre su matessi canto. Certo. Quindi questa cosa è reversibile pure. Bene, e siccome è una saggata che conoscevo oggi, ben codificata, ben strutturata, ma prima tu, Nino, ti ricordi di ogni cosa che adesso una memoria di Adero bella e limpia. Ti pare, in primo garaspuro seria dividendo questa parte con i tradizionali e con i classici o non ti dà mente si via da Icci o de quando ti cominciavo a duzzerriare il canto classico questa seconda parte di questa gara? Questo non ti dico manco Deo. Su si bemolle, la prima registrazione sono dei anni 30 di Pedro Bocchetto, quindi si varia sempre in sa gara. Poi in suo repertorio di questa gara è stato fatto sempre su si bemolle, sempre cantico classico lo chiamano, però in ordine si fa che mi è là, si bemolle, fa diesis e disiperata. Poi Badapido, un grande cantatore, se chi ha fatto su si bemolle, pensato un pago diverso, se l'hanno fatto a mo' di soro, tipo Giuseppe Chelo, che è bellissimo. E un altro cantatore che cantava da su si bemolle, che ha cantato poco in gara, Gionino Marroncheddu, faceva un si bemolle tutto su particolare. Poi tante volte su si bemolle è stato vinta la briga tra cantatore e suonatore. Poi abbiamo a Pietro Nieto con sa chitarra d'arpeggio, Merella quando suonava ai settaia in sanotta di su si bemolle. E il suo cantatore devia partire a cantare da questa notte. Come invece può abitudine tutto, può semplificare una cosa, devo sanotta de sure e il suo cantatore partita in cui va finza particolare se in una gara, sa prima gara fatta con sa fisarmonica, fine cantando in romana, fi cantando Giuseppe Chelo, vividi in Merella e Peppino Peppia a sa fisarmonica. Chelo abituato già da questo anno a questa notte di giurè, non è partito e si intende di sa musica in più su sa chitarra prima in questa notte su si bemolle. Poi si intende sa fisarmonica che ha beriti e fa che questa notte di giurè, tanto che lo partiti e canta. Poi canta da altro cantatore appresso e il suo microfono era cante bello su si bemolle cantato in re. E questa cosa, è ancora 7 metri, no, su si bemolle deve partire da questa notte su canto, invece per abitudine partire da questa notte e su re. Che sono proprio de notas, si bemolle, si vota da sa nota. Sì, l'accordo completo, non solo sa nota, l'accordo completo. Tonica, terza e quinta, completa. Però siccome la terza adesso si bemolle e su re, sa abilità che deve tenere su cantatore è di gestire questo salto di ottava in basso, quindi in mezzo all'accordo di si bemolle che ti dà su chitarrista, su re bel già, solo chiesto un re alto e poi in mezzo di altre tre notas. Quindi l'abilità del suo cantatore a santica, così non deve disettare su re, sa nota re con sa quarta corda a boidu, che invece o sa fisarmonica, come ti contando Nino. E l'abilità è scusa, che tu è sa chitarra ti dà su si bemolle, però entro su si bemolle bel già su re, e su re che serve da tempo partire, è un'ottava più sutta, su cantatore che è capace di gestire questa cosa, parti senza problema. Su cantatore che non è abituato a come ti Vichello in questa circostanza, si è cattata in difficoltà. Ma è una storia che... una gara fatta a Uri su 63, forse l'unica volta che ho inteso Adolfo Merella a pelle stanotte in uno si bemolle che ha fatto un Mario Scano, si perde. Poi, questo si bemolle, Cuscende, Luene e tutto, Franceschino De Muro l'hanno fatto in su CD De Muro Bazzoni e stanotte sono giusta che tocca da Saoche. Ha fatto un giro diverso, magari in questo momento a Mario Scano le vestito gai, però vedi sempre nota musicale ed è bellissimo, è variazione di si bemolle se ne può fare tanta, non è solo un canto, è un canto che parte con questa impostazione, però il suo cantatore si bitribaglia in base a sua capacità vocale se può fare tanto passaggio sempre di si bemolle. Dunque, sa caratteristica proprio del si bemolle
ita potevo nare che est, ita che caratterizza che potevo nare. Questo è sa cosa che distingue su si bemolle dei altri cantos classici. Intanto parti di si bemolle Insieme, come dunque, accordo come de accordo. proposta. Sa nota reale dessa emissione vocale, sa prima del suo cantatore, è un re. Ma siccome abbiamo nato chiesto una terza, e si intervallo di terza adesso si bemolle, quindi sa nota è già in saria. Poi s'evoluzione, come ne cantano praticamente due stipposo sostanzialmente, o possono afferire a due stipposo. Uno è un giro normale con appoggiata poi prima in fa, e l'altro invece usa un cromatismo. Ecco, l'unica eccezione su che vinande giustamente Nino, è che è l'unico caso che vi parla un cromatismo, c'è una nota che è fuori di scala, non puite no este in si scala dei doghi notas, ma non fa che parte di si scala ionica normale di si bemolle, che su re diesis, su cantatore attaccato in re, quando pica a me su dono, su re diesis, non fa che parte di si scala di si bemolle, l'unica anomalia è scusa, ed è normalmente cantato come te secondao, che come te forma di abilità e di bravura. Però sono due simili, poi sul resto del suo canto lo fa che poi che ha girato in si scala ionica del suo si bemolle ed è per storare al re. Quindi in qualche maniera è per agganciare una nota che si è di si scala pure del suo re. A volte questa nota sono contemporaneamente in una scala di una tonalità ed è satera pure. A volte no. Ecco questa difficoltà di qualche volta. Difficoltà è ovvio che di esti, posso accompagnamento e tutto, che hanno entrato a fisarmonica, uno scanto cantatore, che si punti... si comincia proprio, posso mettere su cantatore in cui poi si è girata prima di questa serrata finale, in cui si ribaglia appena che se fuori a Badapido, bravissimo cantatore, che in questo si bemolle fini carente, se tanto è vitaliana sempre di Luvaghere, accademiana. Tore, Nino ha nato, che sono delle prime registrazioni del suo si bemolle in 1930. Sì. A me mi è da piacere, vedi, pago come questa cosa, quando è spacciata la seconda guerra, fino agli anni 60. Su contesto sociale, ita ci via da insandos, dopo la guerra uno dolo umano prodotto, ma su canto sardo ha tornato a cominciare in questo anno, in cali contesti, in cali situazioni, come te che si è tornato a porre in moto dopo la seconda guerra? Hai ragione, sono tornato a porre in moto, non si è firmato completamente praticamente mai. Poi, nonostante si stasi, si scantaia pure in Sosano il 40, mancare questa difficoltà della guerra. Finché accanto alla gente non devi da partire a fare in guerra. Però qualche cosa si è fatta in cui pure abbiamo traccia sicura di gara in Sosano della guerra, pure appena visto della guerra, sono strintavi normale. Poi certo che hanno cominciato a bombardare, tutto il volotto che c'è stato in questa parte che ha serrato. In una parte della Sardegna, per fortuna, a parte su disaccato di Castello. E qualche cosa in altra zona pure, in Baia di interesse militare, Macumere, Olbia. Sì. Però complessivamente non ha pagato su prezzi che hanno pagato a territorio italiano. Però dunque se non si è mai, potevo dire che non si è mai fermato. No, completamente e quando è spacciata questa guerra invece te sul serio. Tanto tenivano già un repertorio consolidato, questo è nato prima Nino, adesso si bemolle, chi adesso classico, so vari consumi là, si è abbastanza consolidato, considerate una cosa solo, che già in mezzo a saldo al guerra, si contano in mezzo prima del microsolco, cioè un sol disco da 78 giri, quindi si fa dare vince a metà degli anni 50, si contano in catalogo 9 registrazioni di si bemolle, quindi vi cantato e registrato pure, non solo questo di Porqueddu e di Satrimurti e Solmano, l'ha inciso Giovanni Cuccuru, l'ha inciso Antonio Merella, accompagnato da Nani Serra, tra l'altro, una chicca. L'hanno inciso Virdis, l'hanno inciso Leonardo Cavizza e Susano Schimbanta, sempre a 78 giri, noi solo a 78 giri. Poi è arrivato su microsolco, ecco. Su microsolco a 45 giri è una di queste cose che caratterizza già sessida da esa guerra. Noi si fermava su 1960, mancai poi in questa puntata
venidora e usandai innanti si vinse arrivai a su tempo de oi e su tempo venidori pure. Però vinse su 60, potevo andare, noi so io più 45 giri, come t'annau tu, microsolco, ma itta tecnologia da Nino, tu che andasi a registrare un mera, de cose, itta si usaia da vinse finza su 60, dopo mancai i scoda fonti cambiata, itta da regola, poiché noi io portavo i dischi, su microfono, su registratore si deprazza, ma può registrare in maniera professionale, itta si usaia da in santo, su vinse su 60. Deo ha un bello vago materiale dato da gente appassionata che giraia da una ida sattera a ascoltare cantadores. Tribaglio meda che Deo ha fatto a gioire un amico di Bunnanna, un paesano di Salvatore Antonio Caria, fino tutto garas che viene registrata a meda a Bubinas. Sosanno Chimbanta, cosa meda la siamo fatta con Daniele Giallara, che non piace di fare questa cosa, di acquisire materiale di cosa bezzera. Poi a terza gara da su 60 in poi sicuramente qualcuno ha cominciato con il suo primo registratore a cascetta e parecchia gente ha registrato e dobbiamo ringraziare Gusso che questa gente appassionata che giraia da una ida a Sattera per registrare ha lasciato documenti che oggi se non da mi punto manca a rionare. Tanta cosa. Sì. E questo è un'altra cosa che ha contribuito di importumano. A suo cambiamento estetica. Tocca da narrare che effettivamente sono 20 anni a seguire questa guerra. In su canto arrivare a un livello di maturazione probabilmente mai in altra epoca. Quindi Satradi in un'altra puntata abbiamo fatto dato di queste specie di triangolo teorico di quale sono sul mattone fondamentale se di quanta terra possa formazione dell'estetica. Noi teniamo questa dimensione amatoriale e privata e di tribaglio. A Sattero Ghirru teniamo su Zilleri, su università e al vertice, a su vertice possiamo tenere questa gara pubblica, questi spettacoli. E su Valcu. Ecco, questo triangolo, come interazione, come equilibrio tra tutti i ossi del vertice, in questo periodo, 20 anni, a posto della seconda guerra, è arrivato a sa massima interazione, massima efficienza, uno con Sattero può elevare sul livello del suo canto. Questo però non chiede narrare, non chiede interpretare come un disvalore dei gusti che voi è successo a postisi, anzi sì. Sul fatto che piano piano si commette la condizione del contesto socio-economico, storico, che hanno creato questo equilibrio meraviglioso che ha fatto questo 20 anni, rende ancora più interessante e meritoria l'opera di chi ne hanno, che sono ben disapposti. E il resessido a mezz'orare ancora su canto, lo perfezionare, limare qualche cosa, lo rendere più rigoroso che il metronomico e a lo mantenere comunque bio e l'arricchire, lo perfezionare. Forse l'ha pure appena ingessato una raccalincuno, l'ha un poco condizionato, ma l'ha monteso io, quindi non vado a deluire come un disvalore. Questa condizione del contesto a posti dei 60 gimbe, 70 sono cominciate a deteriorare perché uno dei suoi tre attori ha cominciato a si indebolire, chi vi su Zilleri. Questa dimensione privata pure. Su Valco a Montesu, poi per fortuna ha baiato uno tribaglio a Palasa di anni che ha creato un canone bello che poi la generazione si sono venuti a posti anni 70, 80, 90, sono necessità da valorizzare. Quindi è un gioco di squadra, compreso. A Turausi sa geniate su 60, su 45, su 60 di prima lavoro. E calivienta, domando a tu, Tore e a Nino, calivienta i scantadori o i scantadoras che in Sandus, in questo tempo, fienta di importo per un anno, cantaianta in Sicilleri, si pensa Valco puro, calivuti i nomi che si ricordavo dei prusu, di questo tempo, visto a su 60, come pensa con te? Beh, intanto in questo anno a metà del anno 40 hanno cominciato a apparire una pagina di fuori classe che hanno dominato poi i anni appustisi. Francisco Cupeto de Bulsi, Leonardo Capizza, hanno esordito in Perfuca su 44, che lo hanno piccato appeso in su palco praticamente, che non queria cantare. Una gara che viene fatta da De Sole per quei due corsi. Quindi poi hanno
a metà dell'anno 50, fine anno 50, cominciamo a bere sopra sul palco gente come Giuseppe Chelo, Tonino Ganu, altri che sono venuti in questo stesso periodo, vada una fioritura di cantatori. Non tenia cantatori antichi, ma non cantai ancora, e commenti pure, sono anni 60, si inizia a fare il disco che finalmente sono riuscito a arrivare a fare. Mario Scanu, magari essere più anziano, però ha fatto in anni 60 e 70 ha fatto cose ancora meravigliose. Quindi vai ad abbondanza di cantatori e suonatori, sì, Nino. Ma suonatori in questo anno vedi Merella, Nicolino Capizza, Pedro Vara, poi che ha cominciato in anni 60, questo anno mi pare che sì, direttamente. Poi Aldo Capizza che ha cominciato in su 52 e tutto, quindi sono suonatore pure, non fin tanto, insomma, vini pensa a qualcuno di storia, come Nicolino Capizza e Adolfo Merella, e poi ne è cominciato altro come Aldo Capizza, e poi a seguire a fine anni 60 Marunzu, Antonio Marunzu, e Gai Mattesi, cantatori, in questo anno vidi ancora dei pezzi che cantaiane ne pure, poi ho stato Cupedo De Bulzi, Teo Francisco e Leonardo Capizza, che sono stati un dualismo in pratica di grande gara. Ma poi dai comizi dei 60, oltre a Tonino Cano, Giuseppe Chelo, penso a Tonino Capizza, quindi grande suonatore e grande commerciante a Ramugai, ha compreso che Beccheria da pensa giovane noso e ha aggiunto in questo anno a Serafino Murru, Antonio Meloni, Alessandro Faisi, tutto questo lo sa da giovane che si vede abbizzato che sa gente per andare a dimandare poche noas e poi questo hanno continuato fino a anni 80 e più pure a cantare e hanno cantato fino a Sosatto ancora. Teo con Tonello Capizza ho fatto gara bene fatta, importante fino alla sua 90. Dunque, siccome sul tema di oggi è su canto si bemolle e osnao, dunque ogni puntata teniamo questa possibilità di conoscere meglio questo canto, conosci meglio su canto, sa struttura e tutto, sa musicali, sa parte dessa voci, sa poesia che c'è sta into, dunque sa itta cantanta in cantatori. E dunque sa, noi subiamo su questa scheda che sa preparato su professore Marco Luzzu con l'aiuto di Paolo Bravi, di Daniele Pisu, a un dice sa voce di Marco Manca, gli do sempre grazie che sarà aiutato me, la chitarra è cosa tua, è un traballo manno e noi da fatto Massimo Pinna, io do sempre grazie a Massimo che si pone di aiuta a porre in pari tutte queste trasmissioni e dunque grazie a esso noi potevo in modo domando a Marco Loisi manda si trasmette di questa scheda a ci abbiamo un pari e poi mancai potevo regionare a pizzo di questo disegnato su professore Marco Luzzu con sa voce però di Daniele Giallara. La bellezza è una rosa. Su si bemolle è uno de los cantos clásicos que serran sa gara chitarra. Sono amato almeda da sus appassionados di comprendere de brul su canto. Sono cantos che hanno un'istruttura più serrata a paragone de su canto in re o de sanuresa e pro cussu lasciano a paga libertà di impersonare su canto. In sa gara chitarra su si bemolle si canta tra su mi e la e su fa diesis. Don Zioche è cantata con batto verso le 8 sillabas. Si struttura de su canto è divisa in due partes. In sa prima è cantato su primo verso e poi è ripetuto 3 volte su secondo verso. In sa seconda parte si canta da tutto sul batto versos con l'ultimo verso che è ripetuto 3 volte. Sa melodia fa che un cammino in sa prima parte incominciando da sa nota de su si bemolle, per tornare dopo una picchiata in fa. Pustisi cala da su sol basso e da inie prepara da sa cala da re. Si temi olvidare denta ai sun de amore
ai son de amore verità, son de amore verità. Ancora più complicata è la melodia della seconda parte. In ie bada vassaggio schigalana, brinchiol mannoso tra nottasa e nottasa, e in sa serrata de su cantu si galada a re. Si devi olvidare tenta, son de amore verità, dormi contenta di schina, tricasi de me da menta, tricasi de me da menta, tricasi de metti a menta. Prima de un zioghe, bel sa picchiata de sa chitarra, chi vini in s'accoldu de si bemolle. Su cantu potete essere accompagnato in due maneras. In su primo, su chitarrista sono a diversos accoldos, con una regola armonica che lo spone paris. In su secondo, pone fatto a saoghe, tornando a fare che sa melodia in s'ascolta al bassas. Si devi olvidare tenta, hai son de amore verità, hai son de amore verità, son de amore verità. Si devi olvidare tenta, son de amore verità, dormi contenta di schina, tricasi de me da menta, tricasi de me da menta, tricasi de metti a menta. E più che questa scheda si aiuta a me a comprendere su canto de ogni puntata. Se ho partito con su canto in re, ho fatto tutti i canti tradizionali, poi ho cominciato questa puntata passata con i classici e dunque se sono passato adesso mi è là su fa diesis, seguendo le evoluzioni di questa gara e tutto. E Tore, tu che ci hai traballato in questa scheda, e ti potevo aggiungere, per comprendere meglio sul messaggio che si dona su professore Luzzo. Beh, sul fatto che su classico dipende, come abbiamo detto prima, questa riconoscibilità di sicura.
non va da sbagliare, quindi sa linea melodica cantata su modo che si avvia su canto e poi questa fascinazione che è sempre, tranne una eccezione che conferma questa regola, chi deve tornare al re. Questa è una cosa che su classico pure la marca di tutto. Proprio non partendo in regola, in questo caso, sul fatto che voi debba tornare, è un modo per affermare una volta di più la centralità del suo re in sa conca, in suo coro del suo cantatore e di chi è la companza. Nino, in questo canto sa parte poetica de Ovia in questa scheda ita cantano in genere cantatori ma prevalentemente come te sempre classico, cantano di amore, di sentimento, cantone bella, non di altra cosa, cantone di amore. Secondo me so classico da là, si bemolle, fa diesis di separata, poi in suo tempo moderno l'abbiamo provato qualche volta, però qualche cantatore non fi di accordo. E lo abbiamo fatto, una volta bevi finza a Marco Manca, una volta finza a Daniele, in vita de Saltigna, abbiamo fatto Re, Nuaresa e Muttos. Poi che ne fa che con una pausa lunga, che possa meta si canana sul bottichino, e stanno 20 minuti, cosa fea. Abbiamo fatto direttamente sul cantico classico, poi de su Muttos. Quindi hanno fatto tutto su là, si bemolle, fa diesisi e sa disperata. Gente meta, una ida, magari Marco non so se si lamenta, l'abbiamo fatto a Bancale, una borgata dei Tattari. Un uomo anziano è venuto a non salutare piangendo. Che non sa nato, questo canto Deo, fi 20 anni che non li si intendeva, che sono una persona anziana, e quest'ora Deo mi che rientro, non baisetto a finire questa gara, ma si è fatto un regalo bellissimo. Ma secondo me è pure, fattendo lo gai, Bossameda, su cantatore che sa parte è difficile su cantico classico, quando uno fa che tutto, sa cosa più difficile, su chiede a fare e si fa che tutto il suo repertorio, giustamente, Caduresa, Pagliana, tutto a seguire, secondo me, cantenne e sonende si è cabocato finché sono peso di tensione nervosa. E tutto ciò che abbiamo fatto da voi, fi più bello, fi più tranquillo, più rilassato. Quindi, ripetendo, sì, sul repertorio è stato sempre cussu, come in caletta, ma che era di stabilito, vado un obbligo, non ti pone nella contravvenzione, si cambia sul repertorio su canto. Se la gente l'accetta e in qualche luogo lo preferi, noi dopo ci deve essere vincolato, fossilizzato, andare no, ci deve fare e poi della corsicana, che era di stabilito. Beh, però se questo canone è un'auga, questa struttura consolidata, poteva un'ai. Giorgio Bernascione era che questa cosa scambiano che bacca l'incuni che non è d'accordo. Porta me in qualche luogo, sugli ultimi anni, sono con il suo collega a testimonianza, siamo arrivati a suo cantico classico, purtroppo non vai a pagare gente. A volte non lo abbiamo fatto, non vai a chi la canta, a 2 persone. Non bevi manco sul gusto della cantare e la suonare, e sarà stata corsa. Io dopo domandavo itta si canta da into caliesa poesia, sa poetica, su tema, e tu mandavo tema di amore. Noi in noi intendevo, grazie a Clara Farina, chiare a registrare uno scanto testo, su che si usano in garas di canto a chitarra e mascamenti in scanto classico. E dunque è un verso inteso sa voce, e dunque di ascoltare uno scanto in noi con questa scheda di Clara Farina. Columba non dorma sola, cerca di una compagnia. Si intende saoche mia, isparghe sa salasa e pola. Si demolvidare denta, sun de amore feridas. Drommi contenta, ti schidas trista si te medamentas. Itte bella melodia regala sa primavera, frisco il vento soina era, notte serena sei pia. Restare gheria bella, con tegus un istante ancora, casa brillante aurora mostra sa die novella. Torra, rondine lontanas a sa dulce primavera, tra essende ogni costera, torra, pomposa e calana. Dunque, io sono intendo dunque Clara Farina con
questo testo che si usa meda in su miela in altri cantos classicos. Tu, Tore, mi vi stanno proprio ascoltando Clara Farina de Benni a Conca qualche cosa e mi sta domandando poi. No, sul verso sono ottoneros classicos che andano benissimo, può cantare a Reo, può cantare a Filonzana, può cantare a Teros Canto Scuro. È un verso utilizzato meda, un baga pizzicoso, non sono scritti cose della letteratura, però è facile da memorizzare, è malleabile possasillabazione e quindi si presta particolarmente sul classico. Dunque, eusnau dei sonus delle chitarre che si usano in questo canto e in altre puntate ho questionato delle evoluzioni e tutto, si è passato della terzina, della chitarra picchetta, fino alla cosa manna che fa in noi liutaio sardus, questa che arrivano della Sicilia, della Catania e tutto canto. Ma una cosa che a me da pragi oggi a intendi de usatos, visto che ci vunti proprio i due scuole differenti de musicistas, de chitarristas e due qualitadi, una sonata a plettro e dunque con Sabinicedda e l'altra a didu con sarpeggio. E se uso 2-1 poi da Ettore Carponi e Pietro Nieddu, punti suonatori di arpeggio. Marco Manca canta di suonare sia d'arpeggio. Ma Marco Manca tu hai arpeggio o a pinna? Tutte e due. Tutte e due. Cominciamo su con Tore, io sono cari estis a difesa, io sono tribunali, non prima no, meglio a comprendi i due scuole e due modalità di accompagnamento, basicamente pruso in su canto classico, la sauso moi a perdere su canto tradizionale e sono sapizzi su canto classico. Cominciato dai due, la chitarra usata a arpeggio come ti da suona Stui e come ti da suona Pietro. Cominciamo su come andare da Beniturgo in un film, andare su più spago possibile per non sbagliare. Questo argomento è delicatissimo. Intanto a me personalmente mi piace una macchina tutto il due, quindi non tento una gerarchia. Sul fatto che personalmente mi posso dilettare a suonare in una maniera in satira è irrilevante. Tra l'altro può cominciare con questa pennina, io pure quando vi pizzino, quindi no. A suo arpeggio mi sono arrivato quasi naturalmente. Però a parte la brulla, io non mi stracco del mentovare sul fatto che non vada errore più il manno che all'albiere due tecnicas in contrapposizione una con satira, gerarchizzata, eccetera. Dobbiamo tenere questa capacità di apprezzare total due come si può andare. Quitte però, quitte si due di concentra solo in una, che verde meda calidades, meda fascinazione, meda aspetto chi satira denede, chi non può essere condivisa. Quindi è proprio una ricchezza da mantenere separata. Quindi quando l'accompagnamento si è modernizzato, passata a Savennina, fuso o non una fisarmonica, ma per quanto so pure tiene un rigore e tiene un'estetica sua ben definita, si sono separati due caminos, ma sono due che erano seguiti tutto il due. Poi certo si può avere una discussione semitecnica, si può usare una specie di metafora automobilistica. Per esempio, se accompagnamento a Santiga, arpeggiato, voi possiamo fare dare in questa questione tecnica chi lo può differenziare. Lui a Simizzo vi usa una specie di macchina a cambio manuale, come abbiamo imparato tutto. Se accompagnamento a plettro, in qualche maniera si può assimizzare bisogna una macchina a cambio automatico. Deo è vero, non sono scambi automatici di una volta, che viene terribile. Sono scambi Deo che sono raffinatissimi, tengono 7-8 rapporti, eccetera. Poi però, tolto il duo, ottengono un rigore metronomico. L'altra cosa da sfattare è che uno siede troppo libero e non siede rigoroso metronomicamente, e l'altro invece è più marcato. Noi il vero.
Tenen tutto il due su un rigore, solo cambia da tecnicamente su modo che tenene dello marcare. Qui te Savennina, siccome la tribaglia totta in sanzione metrica in una corda solo, quindi usa nota più breve, se biscromasa o semibiscromasa, quando deve marcare su tempo, su ritmo chi è suggerente sul cantatore, poi sul cantatore se lo vai un po' conto su, chiaramente, no? Però su lettrista raddoppia da tatam, quindi su nota al breve, tatam, e questo sigidi. Sarpeggiatore, siccome la dinica lo permette, chi bevodica, e quindi gioca da più su tra una corda e sattera, terza e quarta, tanche, è una cosa meno ritmata, meno marcia e più danza. Questa cosa chi entra in sagon che è su corda del cantatore le cambia a estetica musicale completamente. Su cantatore per una prestazione adeguata tenere una specie di acclimatazione rispetto al comandamento. Infatti, questo esperimento che sono stato fatto di accoppiare tutto il dorso stile, si chiama Tessi Serata in pubblico, non sono stato felice, proprio per bighere di una riconversione mentale, sentimentale del suo cantatore e del suo chitarrista. Due cose diverse. Meta diversa. Due cose diverse. Tu al bellas diversa. Due belle cose diverse. Pietro Nieddu, tu sei chitarrista famato e apprezzato meda, poi gara de canto a chitarra, poi ta sonas a dito, dunque a arpeggio. Come si arriva a scioperai una tecnica prosa presto di un'altra? Cioè tu hai scioperato di suonare aici, poi ta attento in un maestro che ti imparava a suonare in questa maniera, su gusto cosa tua, ti diventai da più facile, più difficile. Contami come te nasce questa, come si diventa da chitarrista arpeggiatori a dito o a plettro? Tanto, dopo ho cominciato a suonare questa pinna, poi ho imparato dai babbo. Però in domo babbo è quel tagliaci che domannoni accompagnato da Adolfo Merella. Andavamo in macchina a fare un viaggio e bevi da Adolfo Merella, semplicemente. Stanno lapponato, ma come te che su sono diversi da così che facciamo noi? E tanto conosciuto a Giannicola Biosa. Giannicola Biosa in suoi puntino l'ha baidato, questo gioco si aggiunge a lunga, tanto su sono diversi. Proprio all'interno vedi un'altra cosa. E tanto abbiamo provato, ma ha fatto credere che si aggiunge, non è biltato facile. E poi hai messo me da videocassetta, a VHS, tanto mi ponia in attesa televisione, a vedere su video, e abbiamo provato. Male, sul primo periodo via proprio non mi è biltato facile con nulla. E poi bisogna resistere, piano piano, con fatica, ogni tanto uno già segata, e poi devi aspettare un mese, e tanto che provai a torra, e poi piano piano ha affinato la tecnica. Da. Ma suonai a plettro, scusa, a dito, arpeggio come ti fai tu, con suonai sicuro con questa fisarmonica, accompagnamento della fisarmonica, o quasi sempre scelti a chitarra? No, devo preferisco suonare a Sasola. La fisarmonica mi viene male, ma non l'ho mai provato bene, quindi tocca dare affiattamento meta questa fisarmonica, non l'ho mai... Marco, tu invece con tarrelato dene con la chitarra, tu ti accompagni o suona la chitarra e cali sempre tu pure a dito, no? Ma devo fatto un pago tutte e due, principalmente ho cominciato a Pennina. Non meglio torniamo sul discorso che hai fatto l'altra puntata, sono io ad arpeggio, però non ho mai provato la verità in pizzinia a arpeggio. Mi sono appassionato più a sa Pennina, sa gara de capizza con pipì, via proprio innamorato. Poi naramo che ho provato poi a fare un nuovo arpeggio, vedendo a Pietro, vedendo Merella pure. Naramo che sono un pago mezzo su Appennina, però arpeggio mi arrangio pure, è che la difficoltà è il che proprio si aggiunge. Se no. Che poi non pago per su tripaglio, non pago per su altre cose si facciano, e quindi le ha sa Pennina e sono, quindi sei sempre più allenato a Pennina. Però che a me da un amico, so capitamo, su un Salvatore, io penso che pure che consiglio Salvatore, te posso fare, non pago tu, ma Giovanna sono due stili diversi, ma bello tutto il due.
Bene. Due macchine sono differenti, sì, la macchina automatica e manuali, invece non manca questa macchina automatica. E poi lui non sei se No, mai io- arrivava a suonare a dire, no? Ho sempre suonato solo con Savennina, però sono un grande appassionato della chitarra suonata ad arpeggio. Io mi ammento appido tante volte da Sonenne in palco, Adolfo Merella, Bruno Merella e poi da so giovane so Pietro Nieto. Ora non sono tanto so che sono ad arpeggio, sono pago so. E questa bidda che va che ne sa gara d'arpeggio sono fin a paga, e quindi la gente musicalmente è più abituata a ascoltare questa gara a pennina. Ma se mi fai bene arpeggio o pennina, ma forse vada a altra cosa di aggiungere, ma pensa a sta gara a pennina, ma a chitarra solo senza la fisarmonica, è un'altra tecnica ancora diversa. Badapido, finza un grande chitarrista che a volte in Sardegna non è valorizzato per il suo valore che ha, Michele Senes. Michele Senes suona ad arpeggio, però voi siete acciappato tante volte da suonare questa fisarmonica. In questo anno questa fisarmonica vi quasi sempre richiesta, quindi se su non sa adeguata, rischia ad essere segato fuori. Certo. E quindi ha inventato una tecnica che suona con questa fisarmonica, con questa vennina. In un certo momento però arpeggiata. E questa l'ha fatta finza un altro chitarrista che poi non ha seguito, Pinollella, e in suo tempo Deo e che cosa di accenno lo fa che dei suoi colleghi miei che sono da Pennina, ma che fa che cosa d'arpeggio, Tore Mazzao. Ah, Tore Mazzao. Deo, se mi chiedo da esa Pennina sono venuto. Dunque, in voi intendi proprio uno canto su tema de oi dei cumpleaños de Ovio e uso arregionavo a pizza su si bemolle e domando a Marco Manca intanto il suo canto che sa fai a un di a sappiare il verso su te sa cantare anticipa cosa che sa cantare moi in si bemolle cali poesia o i tolli cicai poi cantare questo si bemolle. Ma ho pensato di cantare un si bemolle che ho inteso, veramente vi cantate il re, un canto il re di Giuseppe Busceddu. L'ha inteso in una gara fatta sempre con Adolfo Mannoni e ogni tanto mi bonzo a fare questo canto so che come questo verso so che a me non l'hanno dimenticato devo che cosa lo leo e lo ripropongo in chiave moderna. Bello. Quindi vedo un verso che mi piace particolarmente come lo che so provare in si bemolle. Bene, insomma, Pietro acciappa la chitarra cosa tua e noi si preparano a ascoltare questo canto, questo si bemolle con questa voce di Marco Manca che andava di boca rappillo un canto in re che ad intendio già in sandoso ed ascoltato in questa maniera. Pari ad una candela però vi mesu turbata però vi mesu turbata
Grazie a Marco Manca, a Pietro Niedu. Mi era piaciuto sempre dopo che cantano i cantatori, con cui c'è il caso di comprendi meglio su tanti cantao, come tanti posti un pari, bogi e sonus. E si può dire questo intanto canto. ha fatto una pezza bravura, tutto il duo. Marco ha cantato Sal dual boges normale, il desi bemolli, che si cantano. La prima l'ha fatta Nadamuli standard, con questa linea melodica più connota. La seconda l'ha fatta assolutamente innovativa. Non è che non si era cantato, a Borsa è capitato di giocare con un amico su questa proposta di seconda variazione, a Borsa si fa, ma è comunque rara. In palco secondo me non si intende quasi mai. Questa è la seconda cosa che viene proposta, scusa che vi mandate prima, con questo cromatismo, su re diesis, torna al re e poi si su Matessi Cammino che ha fatto sul giro precedente. Questo è fortemente innovativo, perché falando che commenta che il falato ha una nota che normalmente su canone normale non si usa, e poi tieni di impiegata, perché deve agganciare sa parte deserrare. Deserratura. E isso se l'ha studiata chiaramente, però è un besto di bravura, poi ha proposto proprio una che Noah, la poter definire Noah, o comunque rarissimo dell'intendere. Pietro poi ha accompagnato del mastro come te va che sempre, però sempre con attenzione e sempre dosando la chitarra, non so se hai fatto caso, la chitarra arpeggio per definizione, soprattutto in questo classico, come ti vi spedin dei due, è una chitarra che abbarra sempre appena defilata, mai indanante, non è mai protagonista, non è protagonista mai la chitarra, ma in questo caso ancora più spago, poiché la creatività del suo cantatore, la difficoltà del suo cantatore non è disturbata con nulla, che è secondata e basta, e quindi crea di lettura secondo me è giusta. E dunque grazie a Dora Bortas, a Marco Manca e a Pietro Niedu, grazie di adesso. Tu invece, Nino, sempre a pizza su canto che hai fatto in moi Marco e Pietro? No, è beccato bellissimo, suonato a sa perfezione e cantato a terettanto. E la seconda che ha fatto, io a Marco in palco fattendo questo non l'ha pintato mai, che è difficile, che a volte basta una pena che si sbaglia, poi la gente di nada che non si può a cantare. Quindi l'ha fatto bene, questo Marco lo dobbiamo fare che pensa in piatta in No, questo devi lavorare scettimo, trasmissione in re, e basta, questa deve essere una cosa scettimonosa. Nino, a tu con tu, a ragionato con tu, poi in moi ma volli trasmetti, e ho questionato questa chitarra, questa qualità di essa tecnica, di arpeggio, di pin, tutto canto, e se mi volli fa intendi una registrazione che ha fatto a Domo de Giuseppe Simula, chitarrista che sa contavo in su mondo del chitarrista sa intatta rita succedia da a onde si comprate chitarra sa commente sta arribau isso a suonare in da maniera e tutto canto si dovesse ascoltare e poi mancai ci tornavo a regionare in pari e domanda a regia può piacere di trasmetti sa scheda sa registrazione che ho fatto con Giuseppe Simula. Ho cominciato negli anni 70, ho imparato la tecnica dell'arpeggio, allora in Sassari si suonava di così, per i pindiori avevo imparato 30 ripindiori, in quei localini dove si faceva l'umagna tradizionale sassarese e poi si pigliava la chitarra e si cominciava a suonare. Arrivavano tutti quanti l'ammantiosi di Luganto e in Sassari erano di tutti, i chitarristi erano sempre i Merella
e quindi io ho imparato dalla buonanima di Bruno e un poco da Marco Adolfo, che da Bruno va via lo locale dove vendia Rubino, i ladrini d'ai, e una volta hanno avuto un altro i rulati d'ozzi, e quindi si andava, si frequentava i clienti e si imparava un poco a suonare la chitarra. Poi abbiamo cominciato a fare i primi gare negli anni 80, e sempre mandati a suonare da Marco Adolfo, che si faceva un biglietto postale indirizzato al comitato, e noi accettavamo la gara e con i ringraziamenti tutti, e si andava a suonare. Tanto il microfono era un po' all'antica, le prime gare le abbiamo fatte con questi trombi che passavano in ambulanti a vendere la varecchina e tutte queste cose. Quindi da poi è giunta mano a mano l'amplificazione più manna, più moderna, ecco. E io ho suonato un po' con tutti i manni, come Edu, ho già accompagnato Bruno De Sole, ho già accompagnato altri, però con la chitarra andavamo troppo d'accordo, ma cosa era il metodo giusto per Eddie, perché sono nati con un metodo di arpeggio, quindi non c'era nessun problema. Ne facevamo prima, facevamo una decina di minuti di allenamento appena per riscaldare la voce, le dita e tutto, ma poi si cantava rigio, ecco, non c'era nessun problema. E i cantatori li accompagnavi benissimo, per cosa erano abituati a questa carità di accompagnamento. E io quando ho avuto la chitarra più manna, allora ho cominciato a suonare più bene, ecco. Poi vera in Sassari, il sanatorio di Sassari, vera un artigiano che faceva le chitarre, che le costruiva, e tanto qualche suonatore di va, ma pure ne ha approfittato e si l'ha fatta va. Poi ho conosciuto un altro in Sassari, un setto di pure un nome, un setto Zuniari Binna, che era un bravo Marco Dascia, e faceva pure l'intagli la chitarra, la baretta tutta la intagliava, e questo faceva le chitarre minori. Poi qualcuno è andato e si l'ha fatta fare più manna, nonostante Edu non la voleva manco fare la chitarra così manna, che forse non sapeva nemmeno le misure, però da poi forse ne ha pigliato qualcuna, si l'ha tutta canta controllata e ha cominciato a fare le chitarre, e ne ha fatto diversi, quindi sono ancora in circolazione, in Sassari ne sono diversi, tutti fatti da chitarra. E quindi la chitarra ha pigliato questa evoluzione, è diventata più manna. Poi sono arrivate le chitarre da Catania, che chitarre che vendia Ferrarisi, una putrea in Sassari che era solo per strumenti musicali, era un corso in cui si servivano tutti, ecco, che andavi tu e erano tutte le chitarre appiccate in fondo, perché era fatta a cupola, un negozio, era in piazza Varendi, e quindi in cui andava Aldo Capizza, andava Marco Adolfo, andavano i tanti venivano dalle paesi a comprarsi la chitarra, e ancora esistono, per esempio la mia è ancora di Ferrari, gli avevo scritto, e sono chitarre comparati negli anni 70, ecco. E io quando sono culturato da soldato ero senza chitarra, la dovevo comparare, tanto dovevo fare un travaglio fuori di Sassari, sono combattuto e ho aiutato l'incarico a Marco Adolfo Merella di compararmi la chitarra. Tanto è dopo via un venditore che viene a Trinidad. E l'ha detto Marco Adolfo, io sono combattenti, mi raccomando, compareggiami una chitarra, sì, la sciuvareggia, naturalmente non aveva bisogno di nuda, era un mastro. L'ha giudato pure di là. Tanto sono culturato da voi una decina di da voi. La chitarra mi ha detto, vai a sopra, la chitarra gli è chivi. Sono cantato e la chitarra era chissà, proprio chissà. Che oggi costano un sacco di dinà, e ora ci ho pagato 40.000 franchi. La giudassa da Marco Adolfo 50.000 franchi e me ne ha tornato 11. Per cosa? Dice che verrà lasciata 39. Quindi ho detto grazie, che se saremmo vinti di là da voi, no? E avevo cantato la sera proprio della chitarra meravigliosa. Ecco, che se erano le chitarre che noi avevamo conosciuto. Poi
hanno giambato pure che si di Catania, ma cosa l'hanno fatta più bella, l'hanno aggiunto madreperla, l'hanno aggiunto tanti disegni diversi e quindi la chitarra ha pigliato più valore, andavano di più a compararla, ecco, che era semplice, però aveva una bella voce, ecco, e ha già suonato con Chissà ci ho fatto dei pezzi cari, era uno strumento bellissimo e quindi oggi trattano di tante cose, oggi chissà ditta mi hanno detto che non esiste nemmeno più. La cosa non li fanno più, allora li si offende a mano, d'ora in Sassari e forse in qualche paese, ne facevano in Uzieri, ne facevano in altri luoghi. Giuseppe Simula sa contare un paio di storie di questa chitarra e tutto. Mi piace in me questa idea, intanto si andava in questo negozio, iniziando ci vede il negozio di questa maniera, di questa qualità, il negozio del disco, che non ci ne molti proso. Ma bello che ti sa contare come nasce un paio si scola degli utaius in Tattari e in questa zona del suo Capesoso. Tu si può dire di questa evoluzione che c'è stata? Questa che ha fatto Peppe è una bella fotografia, anzi un bello film. Tra l'altro una bella sorpresa per me pure, non è che vivi su Vito De Bello. Peppe è su fornitore della memoria storica per me. Io quando per intendere che pistizzone, che conto interessante, di questo periodo meraviglioso che mi vennande prima, adesso dopoguerra, magari siamo quasi coetanei. Io già mai su un'ora su telefono, un'ora e mezza su telefono, mi fatto contare tutto, telefonata chilometrica, poi testo una miniera e non sa bastare la vita per mi contare. Tu pensi che questa registrazione durerà 20 minuti? Sì. Se hai mera, con Massimo Pinna e traballavamo in dice che fai 5 o 6 minuti, ma si ha contato di adere sull'altra storia, magari da dopo tutta questa registrazione. Sì, che mi fa che sono viaggiare in mano, qui te, ripeto, commenti a questo conoscitore di questo periodo e di questa zona, di questo contesto, non ne conosco altro. Sì, poi che cosa sa dell'ambiente, della vita dei Tattari, della sommerella, certo. conto di rire, Sì, di vestimento, sì, cosa proprio bella, sì, originale. Sì. No, a me piace un mera sul fatto che quando cominciai a fare, a fabbricare le chitarre in noi artigianalmente, mancai non tenivano proprio tutto i parametri, le misure, le cose, però sono aianta bene queste chitarre. Tanto. Peppe, intanto è un bravissimo chitarrista e sicuro. Un attimo è passata una bellissima cassetta che ha fatto con Antonio Porco giovane e suona adesso. Ancora mi ha promesso che mi la fa digitalizzare, ma ancora non mi siamo resi. È una delle cose che mancano. La conosco bene storicamente, però non la tengo digitalizzata. La storia della chitarra, sì, se uno la abbaida, intanto veste questo cammino parallelo. Poi la liuteria in Sardegna, per fare chitarra, posso cantare chitarra, è stata sempre praticamente. Non fide egemone, non fide una cosa del livello industriale, mai ovviamente, una cosa altamente artigianale. Sa prodotto commerciale siciliano si è affiancato piano piano, tenia numeroso, tenia da motivo, si può affermare, però ha camminato sempre parisi. Sul negozio di riferimento vini Ferraris in Tattari e caso Buru, che come ha cambiato ragione sociale, tanto anni fa, che era treme musica, però in semiciclo vidi un altro adesso riferimento si può comparare chitarra si può suonare in saldo. E gli utenti si sono ingegnati, poi in questa chitarra di accompagnamento passiamo da questa terzina, da questa fotografia, da questa buonanima di luna, minoredda, a una chitarra che anda da sopra 70 cm di corda vibrante, di diapason, quindi va da un'evoluzione tecnica. Sul fatto che non erano particolarmente raffinata come livello di liuteria, non che narrare. Poi a Savini su chi fisi sa precisione sonante, quindi tastata come te si tocca. Poi adesso sta tastatura si vuole fare dare però. E poi s'allinnasa e sa fattura di tanto ha creato bello feo che era da confrontato con una chitarra commerciale, di concerto, classica, eccetera, che è tutto un altro mondo. Ha creato sicuro un'estetica. Quindi chi si è formato con questo suono di questa chitarra, chi ha ancora questo, è
valuta da sa chitarra de oe, poganto l'esessi di mancare con una perfezione tecnica superiore, meta superiore, però in qualche modo a li evocare quello sono. Quindi è proprio una memoria musicale, timbrica, che ancora è seducente per chi è appassionato. Come teniamo qualche novità, per fortuna ha cominciato a apparire un paio di produzione commerciale di discreto livello da una decina di anni. So chitarre sta spuru mancari su modello dessa estetica egemone a barre custo, quindi sa fidanzata infiorata non la potete toccare in su micromondo di su canta chitarra. Però qualche modifica il bistata o come so chitarrista sa più o meno un assaggio, una prova, alla comporare, alla provare de chitarra al baritono su commerciale con caratteristiche timbriche pregevole, mancare sia in entry level, comunque pregevole, lo sono cominciando a fare, però non insidia da sa primogenitura dessa chitarra infiorata. Nino, tu la chitarra usa, comporata, ti da vai appositamente? Deo, sa prima chitarra che papido è stata comporata in su 76 dai suoi negozi di Ferrari. Che viene ma de usa siciliana, sa? Sì. Me l'ha separata a Nicolino Capizza e l'ha posonata tanto anni, poi altra la sappo comporata sempre in due Ferraris. Poi una cosa che in da improvvisa mi ha fatto un trivaglio Nino Divona di una chitarra che si vede fasciata in macchina Divona dei Ottieri? E mi ha fatto una modifica sul piano armonico che si è filato e da in cui è balleato un gulto e si è posto a provare, a studiare tramite altri amici liutaios e poi si è posto a fare che chitarra salda. Sa chitarra che ha posato tanta volta a Deo con il suo disegno di Sagheglia, di Saccargia, Divona ha cambiato il suo piano armonico. Tanto Deo, sicuramente babbo vi custode di Sagheglia, ma poi ha fatto fare il suo disegno di Sagheglia e Saccargia. Però è la prima chitarra che ha papito, sa chitarra è di Ferrari, sa base sa chitarra è comparata, dunque è stata cambiata. Poi un'altra chitarra me l'ha modificata Matteo Nino Divona solo sul piano armonico e una in trea me l'ha costruita Piero Carboni di Puttomaiore e un'altra l'anno passato ha cambiato il suo piano armonico un liutaio de Tattari, Gioloramo Scarpini. Però chiaramente sa dimensione, sa dinamica è sempre gussa, non è cambiata nulla. Quando pensavo a Nino Manca suonando questa chitarra, pensavo a questa chitarra con questa gresia, questa carza, questa sempre si immagini che tenevo su un conca. Babbo difficoltà in Sagheglia, questa chitarra la sai io a volte andavo io a giocare a babbo, gai. A lì che canto turista se la queríano comprare, non ha idea. Non sa Castolina, non sa ricordino della Sagheglia, no? Sa chitarra che fino in che si queríano. Pietro, tu invece con questa chitarra andavi a stare tutto a Ferraris o chitarra di Ferrari o ti dava di fare appositamente del liutaio? No, questa chitarra che devo sono l'ha comprata babbo. Questa la sono da pago, l'abbiamo ereditata da mio cugino. Invece sa impittaia fino a che vanno al Como, fu comprata dai Ferrari, come che l'abbiamo in officina in manutenzione. Questa che ne so è chitarra del liutaio fatta in nome? No. È una chitarra comporata. Sempre comporata? Sì, sempre comporata. Bene. In Sasa mi pare che uso un po' questa puntata pure spacciato tutto su tempo devo tempo tornare grazie in tanti a Nino Manca, a Torre Carboni, Daniele Gialla mancano sia da noi ma traballa sempre con noi torro grazie a Marco Manca, a Pietro Nieddu, poi tra noi si devo domandare deserrare questa puntata, ad ogni puntata so vedi e si serra con su canto. E dunque però quando per questa puntata c'è sempre su canto in reputa e ci si serra questa trasmissione cosa nostra, ma poi serrà invece si lasciava a suo pregeri di osatros e mantinavo che poi e gli antattenni pregeri di cantare poi serrà questo attopio buttos e dunque Cumbilu, Pietro Nieddu a piccare questa chitarra cosa sua e Marco
significa sa voce, poi si accostare sul microfono e con isso si salutiamo e si torna grazie e si sapere questa puntata con sa de 11 e poi usa spacciare con sa de 12, ma c'è adesso tempo si può da bevi in pari. Grazie a tutti. Bella sera, so schiso ni scultende, buona fortuna. Quando vidi puntende, buona fortuna, in cucca bella sera, so schiso ni scultende. Su monte col di lana, su bene chi ha Poitiers, chi lo porta da piccare no via limba umana, bellezza luminare e non va limba umana, su bene chi ha Poitiers, chi lo porta da piccare, tutto sanno bani e non va limba umana, chi porta di piccare. Da mio onoro e Maria è giardinera, prosolto al desizzo, ti do su me un coro, sa bisogno e bastera, che i bibi antallizzo, sa bisogno e bastera, ma ti do su me un coro, prosolto al desizzo, e Maria è giardinera, che i fiori da reo, ti do su coro meu, si amore. Entrega.